Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andremo a parlare del Milan, di notizie di mercato del Milan e della Juventus. Riguardano da entrambi il reparto dell'attacco. Però prima andiamo a mettere il nostro storico scaldacollo del Napoli. Eccolo qua. Oh, eccolo qua. Come vedete abbiamo lo scudetto qui e il logo del Napoli. Qui. Andiamoci a mettere. Ok. Ok. Allora, partiamo dal Milan, che diciamo è la notizia più importante. Cioè il Milan, se vi ricordate, in estate era una tra le, diciamo, tra le squadre, verso agosto, era una delle squadre candidate a prendere Dobbik, Arten Dobbik della Roma, attaccante della Roma. Oltre al Milan in estate c'era pure il Napoli, però poi si è scelto Olun, però vabbè. Il Milan torna su Dobbik, pensa a un'altra offerta di circa 15 o 20 milioni per, diciamo, per l'attacco, per rinforzarsi ulteriormente. Allegri chiede a questo attaccante perché gli piace come stile di gioco. Secondo me con Allegri Arten Dobbik può rinascere, può diciamo arrivare magari in doppia cifra in 6 mesi. Può sembrare tanto arrivare a più di 10 gol in 6 mesi, però secondo me solo con una squadra e poi se viene acquistato dal Milan, ehm, se viene acquistato dal Milan, ehm, quelli della Roma li lasciamo per i primi 6 mesi. Poi Allegri cercherà di dare il massimo da lui, di fargli dare il massimo e quindi cercare um, di fargli fare più gol. E quindi è uno dei motivi per cui vuole far rinascere Arten Dobbik, perché Allegri pensa diciamo, di farlo dare una rivoluzione a questo Milan partendo appunto da un attaccante, cioè Arten Dobbik, e poi man mano passare a rinforzarsi con un centrocampista, con un difensore e con un portiere. Poi abbiamo la Juventus che torna su Julmand, scusate, su Julmand, che è attaccante del no, del Real Sociedad. Dove gioca Julmand? Ah sì, scusate, dello Sporting Lisbona, attaccante dello Sporting Lisbona. Se vi ricordate, la trattativa stava per chiudersi già a metà di luglio, inizio agosto, però poi il Milan ha deciso, cioè la Juventus, scusate, ha deciso di puntare su Openda e David. Cioè, David già si era preso, però Openda poi si è deciso di prendere lui al posto di Julman. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, nel primo commento ci sarà il gruppo Telegram e mi raccomando iscrivetevi tutti al canale, ciao!